Buon pomeriggio signori e signori, io sono Lord Perso e benvenuti in questa prima puntata dell'introduzione di una nuova serie che ho intenzione di portare su Stellaris. Non sarà una serie meme, mi dispiace ragazzi, ma per quelle arriverà più avanti, ma per quelle ci vuole molto tempo per prepararle e quindi adesso non è proprio periodo. Comunque arriverà. Se non sapete che cosa sia o che cosa io intenda per una serie meme, vi metto qua i link. Le serie meme che ho fatto su Stellaris sono quelle dedicate alla Giorgia Melonzi, a Vladimir Putin e a Matteo Saltini. In particolare Matteo Saltini è estremamente editata, però estremamente divertente. Allora ragazzi, partiamo subito con questo gameplay, che non sarà un gameplay, ma sarà più un mix tra un gameplay e la parte esplorativa. Questo perché l'idea, il concetto di base che voglio proporvi è quello di a vedere con voi tutte le novità che ci sono giocandole in partita. Ovviamente, non ve lo sto neanche a dire, giocheremo in Iron Man, quindi ragazzi questa serie potrebbe avere una durata brevissima, a seconda, speriamo di no. Allora, vi faccio vedere la specie che io ho già prodotto, ve la mostro, così ci andiamo a vedere anche le novità che sono state aggiunte. Ovviamente abbiamo dei nuovi ritratti, scusate, delle specie molto molto belli. Io ho scelto questa qua della pianta perché mi piace proprio. Abbiamo diverse origini, abbiamo quello della cittadella, come sapevate già, questo che dovrebbe essere tipo la coscienza planetaria, che si diffonde nello spazio di pianeta in pianeta, e poi abbiamo quella dei predatori evoluzionisti, o evoluzionari, non so, sono dei predatori che fondamentalmente quando si mangiano le prede acquisiscono dei tratti della preda e migliorano il loro codice genetico, quindi fondamentalmente diventeranno degli dei, fondamentalmente. Che cosa? Questo qua ovviamente ci dà una civica, dopo lo vedremo, ci darà una civica estremamente positiva come un punteggio, che richiederà di essere bilanciata con dei tratti negativi importanti, quindi ce li andremo a vedere. Il nostro impero si chiama Vaticano, risiede sul pianeta San Pietro, che è un pianeta di tipo tropicale. Come etiche ovviamente non poteva che non avere il fanatismo spiritualista e anche legalitario. Non è il leader che comanda, ma in realtà sono quelli sotto di lui, la cerchia sotto di lui che nomina il leader e prende le decisioni più importanti. Ecco, la mettiamola così. Ci darà questi bonus, fondamentalmente sono bonus tutti sul consiglio. Ci sarà come civica questa nuova civica che è Genetic Identification, che è stata aggiunta adesso e ci dà fondamentalmente dei bonus alla ricerca societaria e nella parte burocratica. Fondamentalmente ci abbassa anche il crimine e ci dà un miglioramento nell'intelligence. E poi ovviamente non poteva esserci che pastorato esaltato, che ci dà dei bonus sulla burocrazia fondamentalmente, e ci dà anche un ufficiale in più, che io tra l'altro nei miei gameplay li uso sempre un sacco. Poi i tratti, come vedete qua, abbiamo questa caratteristica che è proprio tipica di questa origine, che ci dà un bel malus, cioè oddio, un bonus di sé che deve essere appunto bilanciato da dei diversi malus. Io ho scelto crescita ridotta, questo perché ovviamente diciamo che questa specie non si dovrebbe riprodurre, mettiamola così. Poi abbiamo decadenza, perché comunque questa cosa, il fatto della liturgia eccetera così, ci dà non ci fa stare bene rispetto soprattutto alle altre magari civiltà. E poi sono deboli perché ovviamente per raggiungere diciamo diciamo questa evoluzione bisogna acquisire una certa esperienza, perciò si arriva a uno stadio anche avanzato della vita, insomma, dei vari soggetti che noi vedremo come leader, e questa cosa si riflette anche sulla popolazione totale. Poi il nome della specie si chiamerà Prevost, la specie name plurale, vai, Prevosti, Prevosto. E adesso ragazzi vi leggo la biografia perché è tanta roba. Dico solo che l'imper name si chiamerà Vaticano, e direi che siamo sull'ottima lunghezza d'onda perché sentite adesso la biografia. Una specie forciata dalla legge di Darwin, sopravvissuta grazie alla violenza, si è fatta strada nel marasma planetario, fino a divenirne la specie dominante. Guidata dal pensiero di discendere da un'unica grande bestia carnivora celestiale, ha creato civiltà,
culture, etiche, ordine e società nel tentativo di rispondere ai propri perché. Ora più che mai volgono lo sguardo verso le stelle in cerca di risposte, o forse, più pragmaticamente, di nuovo materiale genetico. Ragazzi, questo è l'incipit di questa serie. Adesso vi faccio scorrere insomma le varie caratteristiche. Abbiamo lo star name che si chiamerà Pontefix. Abbiamo appunto un pianeta tipo tropicale. Qui vi volevo far vedere che è stata aggiunta questa tendina interessante che ci dà tutte le varie opzioni. Poi abbiamo le varie città. Io ovviamente ho già scelto quella che voglio utilizzare, ma ce ne sono veramente tantissime. Quindi andatevele a vedere anche di quelle che sono state aggiunte interessanti. La bandiera ovviamente rappresenta, diciamo in maniera caricaturale, in maniera stigmatizzata, la grande bestia che loro non conoscono. E poi abbiamo il set di navi. Guardate che belle le navi, ragazzi, sono veramente fighissime. Guardate che belle, sono veramente bellissime. Questa qua con tutte ste braccia, ste belle. Devo dire che, allora, non mi fanno impazzire perché, vabbè, io non amo le navi organiche, lo sapete, però obiettivamente il design, cioè, guardate che bella la Juggernaut, bellissima. Cioè, bellissima. E lo spinovoro, secondo me, ancora di più. Guardate che belle. Ricordano un po' degli insetti, ricordano. Però dai, sono obiettivamente bellissime. Scusate, ne ho saltata una. Guardate questa, con tutte le braccia, bellissima. E qui, insomma, le altre navi. Molto interessanti, molto belle. Guardate che bella la Juggernaut, un mega farfallone. Bello. Allora, vi dico la verità. Io avevo selezionato lo spinovoro, però in realtà sceglierò lo Shellcraft, che mi sembra più idoneo alla nostra specie. Poi il ruler, ovviamente il nome è Robert Francis, ovviamente il titolo sarà Papa. Se è una donna si chiamerà Alta Suora e la biografia di Francis è molto semplice. L'ultimo conclave ha eletto la mia figura come leader di questa fazione. Possa la bestia celestiale guidarmi attraverso le scelte e illuminarmi la via. E siamo nel tratto terzo di evoluzione, anzi scusate, l'avevo tolto, lo siamo adesso in questo momento. Questo perché ovviamente la fazione, diciamo, solo chi ha una certa età può, una certa evoluzione può ambire a essere un leader, quindi direi che va bene così. E qui abbiamo invece il nostro leader che ha come tratti quello di portare stabilità, fondamentalmente, un conciliatore. Io direi che ci siamo, la partita, anzi vado a salvarle tutte le caratteristiche e iniziamo la partita. Vi faccio vedere le caratteristiche del pianeta e poi nel prossimo episodio iniziamo proprio a giocare. Il livello di difficoltà utilizzerò un Commodore. Potrei fare anche in realtà un ammiraglio, però secondo me è troppo sbilanciato e non riusciamo a vedere bene che cosa ci vuole proporre il gioco, secondo me. Poi per quanto riguarda l'Empire Size, mi sarebbe piaciuto, scusate, il Galaxy Size, mi sarebbe piaciuto mettere il massimo anche per testare un po' le caratteristiche di questa nuova espansione, però non lo farò perché ho paura che sul late game, se ci arriveremo e se questa serie avrà ovviamente una buona sponsorizzazione da parte vostra, cioè verrà seguita, ho paura che sul finale avremo delle problematiche, perché ho letto che non è stato proprio un aggiornamento fatto proprio benissimo, cioè devono ancora sistemare un po' di cose, quindi potrebbe dare delle problematiche in late game non avendo risolto i problemi, anzi forse addirittura peggiorandoli, ma magari ne parlerò in un video dedicato, perciò voglio mettere il large che sono un po' più tranquillo. La galassia sarà a forma di Starbust, per le density 1,5, gli imperi saranno al massimo, ragazzi, al massimo, e di IA avanzate ce ne saranno, dai, facciamo 4 perché non voglio trovarmene una vicina, imperi caduti al massimo, quindi giocheremo in 31 giocatori. Andiamo a vedere invece le opzioni avanzate. Abbiamo il tipo di crisi random, la metto a più 10 ragazzi, quindi sarà tosta.
se ci arriviamo alla fine ovviamente. E vabbè, insomma, gli altri parametri ve li andate a vedere, adesso io ve li faccio scorrere, però se volete replicare la partita lo potete fare tranquillamente. Credo che non ci sia niente degno di nota, sì, credo nulla. Finirà ovviamente nel 2005 la partita e abbiamo il Marauder Empire di numero 3, quindi il massimo anche in questo caso. Ovviamente ci saranno gli Hellgate e i Caravanieri. L'unica cosa che forse vorrei andare a togliere, ma penso che l'abbia già fatto, è quello di non avere la xenocompatibilità. Anzi, mi sa che la xenocompatibilità è stata tolta. Eh sì ragazzi, ecco vedete, questa è stata una cosa che hanno tolto, la xenocompatibilità. Allora io vi dico, cioè, vi dico onestamente che non andavo a utilizzare, la toglievo sempre, però qui l'hanno tolta proprio completamente, quindi non sarà più possibile accoppiarsi tra varie specie, secondo me perché gli dava un boost ai calcoli incredibile. Sì, secondo me è per questo motivo. Va bene signori, allora io direi che ci fermiamo qua come primo episodio, corto ma era esplicativo per raccontarvi un po' quello che accade, quello che sarà diciamo questa nuova serie che inizierò. Il numero di puntate saranno variabili ragazzi, potrebbe anche interrompersi, ve lo dico, nonostante magari vada tutto benissimo, questo perché potrebbe essere che cala l'ascolto da parte vostra, perciò calando ovviamente la serie potrebbe essere eliminata e passerò a qualche altro tipo di contenuto. L'ultima cosa che volevo dirvi ragazzi è che non possiedo tutti i DLC, mi mancano quelli della stagione precedente. Rimedierò sicuramente anche per un discorso di tutorial, ma in questa stagione ci andremo a concentrare principalmente sull'ultima, sulla stagione 9. Perciò grazie di essere rimasti con me e noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.